Pronto? Buongiorno signora Anna, come andiamo? Sono De Franchis, dal comune di Napoli, buongiorno a lei. Chiamo lei come chiamo tutte le persone della zona di Corso Bruno Buozzi. Bene. Volevo chiedere, avete auto parcheggiate in zona? No. Bene, benissimo. Usatemi la cortesia. No, dobbiamo ridipingere tutta la strada oggi. In virtù del fatto, sì, tutto azzurro lo facciamo, perché dovete sapere che per ordinanza del sindaco, siccome il Napoli ci sta dando queste grandi soddisfazioni, speriamo che ci mettono un po' di verde. no signore, è un verde che ci azzecca. No, gli alberi. Non lo so, Vabbè. io capisco, Passata. voi avete ragione, però aspetta, prima dobbiamo dipingere tutto di Eh. azzurro, perché un Napoli ci sta facendo, ci staranno grandi soddisfazioni, no? Allora praticamente se quest'anno, capite a me, è l'anno quello lì giusto, il sindaco ha deciso insieme al presidente De Laurentiis che tutta la città deve essere pittata di azzurro. Tutto, ma proprio tutto azzurro. I palazzi devono essere azzurri. È brutto. È bello. Perché è brutto? Se non vi piace il Tutto celeste. l'azzurro il colore. Io voglio perché di Napoli, ma non la... Signora, ma perché voi ti fate per qualcun altro, giusto per sapere? No, assolutamente. Perciò, capiamoci un attimino. Ok. Vabbè, io ve lo volevo dire, signor, anzi, diciamo che c'è anche una cosa che è un po' più triste, però ve lo devo dire, visto che mi permetto di dirvelo prima, però non fate sapere che ve l'ho detto, se no soppigliano con me. Sì. È molto probabile che ci sarà un'altra ordinanza che se il Napoli, capite a me, dovesse vincere quello che stiamo tutti aspettando ormai da tanti anni, praticamente almeno 2 volte alla settimana noi cittadini napoletani saremo obbligati a vestire di azzurro. È una cosa che fa parte purtroppo del folklore. Voi tenete con vesta celeste qualcosa? Non sai che niente. Vabbè, caso mai buccattate, ok, pure va se ho bene. pigliato a dei cinesi 5 euro. Vabbè. Io vi ho preparato. Signor, perché mi arrunzate? Io vi sto dicendo certe cose. Da fare adesso. Lo so, però pure io tengo da fare, io sto lavorando. Va bene. Sino Ok. un'ultima cosa Sì. e poi vi lascio. Un'ultima cosa. All'interno della casa è molto probabile, questo sempre per ordinanza, che i sanitari, capite a me, quindi o bidet o lavandino, pure o cesso dovranno essere azzurri. Dovrebbero essere. Va bene? Dovrebbero essere. Azzurri. Voi tenete un cesso, un bidet, Mi va state bene? sfottendo, Sì, no, ma non mi permettesse mai.